Rieccoci, primo Inter Pares, appuntamento del mercoledì e anche del lunedì, gruppo TV7, siamo in diretta sulla pagina Facebook, rigorosa diretta, sono le 23:05, minuto più, minuto meno, messaggi, andiamo a vederli. I nostri anziani stanno dimostrando una dignità senza precedenti, se ne vanno in silenzio, da soli, dopo una vita passata a difendere il nostro paese. Sono perfettamente d'accordo con questo messaggio. Andiamo a quello successivo. Ma è possibile che il virus in determinate zone geografiche colpisca con più forza al di là del numero di contagi, ma proprio la violenza con cui la malattia colpisce? Questo purtroppo è successo, però credo che chi viene colpito da questo virus, sia che stia in Lombardia sia che stia a Padova, è la stessa identica cosa, presumo, però a livello medico mi darà una risposta la dottoressa meglio del sottoscritto. Andiamo a quello dopo. Spero che i locali pubblici siano gli ultimi ad riaprire, visto che si creano molte masse di persone, soprattutto per l'orario dell'aperitivo. Andate a dirlo a loro, io sono d'accordo, però andate a dirlo a chi ha il bar che non riapre, saranno gli ultimi, anche se sono d'accordo. Oppure mi auguro che quando riapriranno, ovviamente il popolo italiano rispetti le regole che ci sono e che ci diranno e che ci daranno. Andiamo con il prossimo. Forse la Lombardia non ha gestito molto bene questa situazione, anche Roma è grande come città ma non ha avuto tanti casi quanti Milano, sicuramente l'hanno detto tutti, essendo un virus sconosciuto, sicuramente errori ne sono stati commessi dalla parte di scienziati, dalla parte di virologi, dalla parte di medici, un po' dalla parte di tutti. Giustificati reputo io perché il virus era purtroppo sconosciuto. Noi siamo stati i primi ed essendo, lo dicevo prima, i primi, siamo quelli che hanno tratto maggiori conseguenze negative. Allora, è Pasqua, oggi è mercoledì, giovedì, venerdì, sabato, fra 4 giorni. Noi seguiamo ovviamente il Vescovo di Padova nelle sue funzioni, andiamo a vedere con la grafica, se ce l'abbiamo, cosa succederà qui nella nostra televisione in merito. Eccolo qui, dunque c'è venerdì la celebrazione di Passione dalle 15, sabato santo c'è la messa alle ore 20, mentre il giorno di Pasqua ci sarà la messa alle 9:30, tutte in rigorosa diretta, domani sera alle 20:30, tutto in rigorosa diretta da parte ovviamente di TV7 Tirreneta con la collaborazione della Curia di Padova e tutto sarà celebrato da Monsignor Cipolla, quindi dal Vescovo di Padova. Che Pasqua sarà, Monsignor Giovanni Brusagano? Stavo pensando proprio che se fosse stato l'anno scorso avremmo forse intercettato tutto questo argomento, mentre, cioè sulla Pasqua, che Pasqua è, che Pasqua sarà, che Pasqua potrebbe, mentre quest'anno la vita è venuta prima paradossalmente, per cui la Pasqua l'abbiamo sempre sentita bene, ma quasi riducendola a riti. Quest'anno invece, secondo me, siamo chiamati a recuperare la Pasqua come evento di vita. La Pasqua non è un rito che noi, come dire, inventiamo, che ci tiene su, ma è un dato di fatto che noi celebriamo. Cioè è per noi cristiani la resurrezione di Gesù, è la liberazione di un popolo schiavo. Sono degli eventi che noi abbiamo assunto anche dall'ebraismo, ma che è stato assolutamente originale per Gesù Cristo, che avevamo ridotto, mentre oggi sentiamo che la Pasqua è quanto mai attuale per noi quest'anno, in quanto festa di una liberazione che non può essere solo dalla malattia, ma che deve diventare reale, vitale, esistenziale. La Pasqua è ciò per cui viviamo, senza Pasqua si muore, per cui non siamo noi che teniamo viva la Pasqua, ma è la Pasqua che tiene viva noi. E difatti la gente, senza le messe, senza la possibilità di trovarsi comunitariamente, di stringersi la mano, di fare la comunione, sente come di essere quasi depauperata. Sì, perché c'è una tradizione, perché ci ricorda quando eravamo bambini, c'è una sacralità che ci abita, ma è di più perché la Pasqua, per chi la vive veramente, trasmette un elettroshock di vita che è la speranza di non morire, o meglio, di sapere che nascendo si è ormai dentro il tapis roulant della vita eterna, che vuol dire una vita che permane per sempre. E quindi in questo senso chi fa Pasqua
partecipa a una dimensione, a una qualità di vita e a una grazia vulcanica per cui tutta la vita è un dono, tutta la vita è pasquale. La crisi è anche dai nomi, no? Per esempio una volta Pasqualino, Pasqualina, Pasqua. Oggi ci si vergogna di questi nomi, si chiamano i figli Asia, Africa, America. No, il concetto lo capisco, però io vorrei andare nel momento attuale, temporale. Cioè io le chiedo, è tutto vero quello che lei sta dicendo, però succede che la gente è abituata, come diceva lei poc'anzi, arrivare a festeggiare che la Pasqua fisicamente. Sì. Ci diamo la mano, il segno della pace, tutto quello che poi succede, il ritrovarsi, la socialità. Non essendoci questo ed essendoci via YouTube, via internet, via le televisioni, le messe, si perde qualcosa secondo lei nel fedele? È un po' amareggiato, ne trarrà delle delusioni in virtù che non potrà viverlo di persona questo evento? Non so se mi sono spiegato. Certamente. Ma non dobbiamo vederlo dal punto di vista di una frequentazione di massa, di una festa del sacro, ma dobbiamo capire, per esempio, il Giovedì Santo è la spartizione del mangiare, è la festa dell'oralità, cioè noi abbiamo coniugato una religione molto intimista, spiritualista, ritualista e abbiamo perso invece il valore della condivisione, del mangiare insieme, dobbiamo andare in pizzeria o andare sui colli per far questo, sì, però, mentre la messa sesta... Semplifico ancora di più. Sì, ma è questo. No, la domanda che faccio, io vengo a confessarmi, faccio la comunione, domenica non lo potrò fare. Io, fedele, che ero fedele a queste cose, come ne esco? Cioè, sto male... Certo, hai capito il concetto che voglio chiederle? In maniera pratica poi, quello che succede nella vita normale, come dice Pennacchi. Parlavo col rabbino oggi perché ho fatto gli auguri in quanto per loro celebrano Pasqua da stanotte per 8 giorni e lui stesso come dire non può non soffrire con la sua comunità perché non possono fare il seder, che sarebbe la cena pasquale, no? Con l'agnello, con le erbe amare, eccetera. Ed è analogo, cioè è il momento centrale della vita della Chiesa e dei cristiani. E ne facciamo dono perché celebriamo il valore che la stessa Pasqua celebra, che è la vita, rinunciando però all'espressività, cioè al linguaggio. Ma noi rinunciando a questo, e ci costa molto, elaboriamo però la festa del valore della vita. Qui si tratta di andare più allo spirituale, al profondo, anche nel sacrificio di perdere la comunione sacramentale o di non potersi confessare. Noi egualmente lo facciamo per stare sani, ma è questo che vuole la Pasqua. La Pasqua è festa della tua salute, è festa della salute del corpo e dell'anima, è festa della comunità. Quest'anno siamo chiamati a fare questo dono, questo sacrificio, però a non perdere quella che è la dimensione più profonda, che è recuperare il senso della Pasqua, pur non esprimendola, ma ribadendo che noi facendo questo sacrificio facciamo Pasqua. Monsignor, è stato chiaro. Monsignore, le faccio una domanda che molto probabilmente avrebbe tempo lungo nella risposta televisivamente, le chiedo se è breve. Come sta la Chiesa? Ma io penso che la Chiesa stia come la società. La Chiesa cioè è fatta dagli uomini che vivono la vita civile, sociale, e quindi soffre, vorrei dire per certi versi, da quanto dipende dall'umano, delle contraddizioni e delle difficoltà, delle dinamiche e delle sfide che sono contingenti e contestuali. Nello stesso tempo però la Chiesa è abitata da un mistero, da un amore, da un'idealità, da una parola di sapienza che è il Vangelo, che è la Bibbia, che ci fa rivoluzionari. Cioè un vero credente in senso personale che fa parte di una comunità, di una ecclesia e ne fa parte con serietà, non in senso burocratico, sociologico, ha capito che c'è una responsabilità quanto mai grande nei cristiani e nella Chiesa d'oggi, cioè di essere animatori di valori, non solo etici, ma anche di prospettive di vita che la società ha perso.
E sono valori che non sono solo religiosi in senso stretto, ma sono valori antropologici. Monsignor Giovanni Busagan, è tutto vero, ha perso, e la Chiesa ha aumentato o ha cercato o cercherà di far sì che diminuisca questa perdita? Ma io credo che sia a metà guado. Insomma, chiamiamolo così. Siamo a metà guado. Stiamo attraversando il Mar Rosso verso una terra promessa che però ancora esige un esodo, cioè un cammino. Cosa ci vuole? L'uomo, il prete, chi ci vuole per farla, questo guado, attraversarlo senza danni? Ci vogliono dei cristiani che siano Bisogna però trasportarli, ci vuole il Mosè di turno che li trasporti. Ci vogliono, però lo stesso Mosè obbediva a una legge, obbediva a una parola. Cioè ci deve essere... Però aveva tanti contro e lui è riuscito ad unirli ed attraversarlo. Certo, e questo è quello che il Papa Bergoglio sta tentando di fare con molte difficoltà, è quello che il mio vescovo Claudio cerca di fare, è quello che anche noi, nelle punte forse più attrezzate meglio, ma in tutti cerchiamo di fare. Certo. Abbiamo collegato l'economista Francesco Pontelli, che è venuto anche lui poco tempo fa a trovarmi come ospite. Eccoli qui, buonasera. Buonasera a voi e a tutti. Buonanotte. Allora, io chiedo a lei di essere rapido perché siamo davvero quasi in chiusura, però il tema è scottante. Queste banche domani andiamo a prendere i soldi, ce li darà rapidamente oppure cominceranno a crearci mille problemi come hanno sempre fatto, visto che questa volta non c'è bisogno della mia garanzia ma me la dà l'Italia la garanzia? Allora, la situazione è abbastanza complessa e articolata. Sentiamo che la voce, sono... sentiamo la voce Pontelli che va e che viene, magari se si avvicina di più riusciamo a capirla più al completo, perché è interessante quello che dice ed è un peccato che di non sentire il concetto per intero di quello che sta dicendo. Proviamo, via. Allora, diciamo questo. Basandosi sulle dichiarazioni del governo, che sono quelle che ci indicano quella che dovrebbe essere la direzione, perché adesso di scritto non c'è ancora nulla, dovremmo avere che fino a 25.000 euro per le piccole imprese e le partite IVA ci dovrebbe essere una fruizione del credito immediato senza valutazione patrimoniale immediatamente sul conto corrente. Faccio un esempio tanto per capirci. Un imprenditore che ha 100, mi sembra in Italia 150 punti di sanitari del settore dentistico e ne ha 3 in Ticino, si è presentato alla banca ticinese, ha avuto, mi sembra, 500.000 franchi in 10 minuti. Questo dovrebbe essere l'obiettivo, secondo le dichiarazioni del governo. Ora è evidente che tra dire e fare molto spesso c'è di mezzo al mare, per cui bisogna vedere come i decreti attuativi, cioè quelli che trasferiscono in norma effettuale la vicinanza, la possibilità di prendere questo credito, verranno scritti. Perché il problema rimane sempre quello, le dichiarazioni di principio sono assolutamente condivisibili, poi bisogna vedere come verranno attuate, perché il problema nasce tutto quanto qua. Ed evidentemente se fosse come loro dicono, hanno intenzione di fare, per le piccole e medie imprese, per le piccole imprese fino a 25.000 euro non ci dovrebbero essere problemi. Sopra i 25.000 dovrebbero certificare un caro del fatturato che va dal 25 al 33, non è ancora ben chiaro. Ecco, c'è il collegamento che la vediamo, però la sentiamo bene già questo è positivo, continui pure. Però questo avverrà, cioè io le chiedo sinteticamente, verrà rispettato, perché oggi c'è un articolo su Sole 24 Ore che non mi dà grande speranze in quello che lei sta dicendo, perché ovviamente vogliono gli interessi, c'è una parte burocratica, mi sembra che sia un po' più complesso di quello che hanno detto, perché Conte ha detto ve li daremo tutti rapidamente, non ci sarà burocrazia, siamo noi garanti, però mi sembra che le banche, almeno da quello che ho letto, potrebbero, uso un condizionale, fare le orecchie da mercante. Allora, se le banche vengono individuate come unico canale attraverso il quale servire questo tipo di credito alle imprese, alle piccole e medie imprese e ovviamente alle partite IVA, non ci dovrebbero essere problemi. Se il problema è, e qua ho letto anch'io quell'articolo del Sole 24 Ore, il problema è
Bisogna vedere se dopo nel decreto attuativo le cose andranno come sono state indicate per adesso. Perché vi ricordo che dal 17 di marzo ad oggi non è stato scritto nulla, non un articolo di quelli promessi. Abbiamo cambiato 5 volte le autocertificazioni per spostarci, ma noi siamo sempre all'anno zero. Noi come decreti attuativi siamo all'anno zero. Faccio un esempio banale. Le partite IVA hanno fatto quella infame procedura di cliccare click day sul sito dell'INPS per il mese di marzo. Oggi siamo l'8-9 di marzo, 8-9 di aprile e i 600 euro per il mese di marzo non sono ancora arrivati. Per cui il governo se la prende molto comoda. Prima cerca di sanare i contrasti all'interno della propria coalizione, poi quando sarà tempo darà i 600 euro che diventeranno magari 800. Però non possono scherzare questa volta, Pontelli, non è che possono scherzare continuamente i politici, prima o dopo dovranno tenerne conto che qualcuno si arrabbierà e ne avrà tutte le ragioni se non rispettano quello che hanno promesso, perché credo che rispettare quello che viene promesso deve essere un obbligo da parte dello Stato nei confronti dei propri cittadini e quindi prima o dopo in una situazione come quella attuale dove ovviamente la pandemia ha colpito l'Italia e il mondo non si può più scherzare, qui davvero si arrabbiano un po' tutti poi. Io do assolutamente ragione e ho sentito anche prima il professor Crepè, sottoscrivo completamente quello che lui dice. Noi siamo in una crisi, noi siamo alla fine di un ciclo sociale, culturale ed economico che ha portato in evidenza le nostre criticità. Parliamo di cose concrete. Oggi è caduto un ponte, d'accordo? In Toscana, certo, da solo, ed era gestito da un ente pubblico, dall'ANAS. A Genova è caduto un ponte gestito dai privati, cioè da società autostrade in concessione. Questo significa che pubblici e privati hanno le medesime incompetenze nel gestire un ponte. Quindi il nostro è un declino culturale. Per questo voglio dire, io sono d'accordo con lei quando lei dice... Le faccio una battuta, le sa, un professore universitario di Padova mi ha detto, le faccio una battuta proprio nei ponti perché merita, con la laurea di 3 anni in ingegneria che la trova assurda, ma anche lì è perché ci sono determinati interessi far più lauree ovviamente, lui dice la laurea in ingegneria bisogna prima farla in magistrale, cioè nei 5 anni dovuti, ha detto oggi crollano i ponti, fra 10 anni, ha fatto una battuta, crolleranno i poggioli di 1,20 m. Ma è probabile che lui abbia ragione, purtroppo. Io gliel'ho rubata questa battuta, nel senso che ovviamente bisogna avere una preparazione che in 3 anni un ingegnere non può uscire ingegnere, insomma, e quindi succederà anche questo. È una battuta, però la prenda come tale. Ma sono assolutamente d'accordo con il professore di Padova. Ecco, senta Pontelli, ecco un'altra cosa, poi questi 400 miliardi chi li pagherà? Ma oddio, qua è un po'... è ancora abbastanza lacunoso, nel senso che sembrerebbe che Cassa Depositi e Prestiti, che sono sostanzialmente i risparmi postali degli italiani, facesse da garanzia appunto per queste nuove linee di credito per le piccole e medie imprese. Ora si sta trattando per questi famosi Corona Bond che potrebbero essere un veicolo finanziario parallelo che potrebbe sostituire in parte la garanzia. Voglio dire, qua c'è una tale confusione a livello governativo, a livello di comunicazione generale, per cui tutti dicono tutto, si sparano numeri a raffica, però se vogliamo trovare un fattore positivo, questa mattina Confindustria della Germania, la cattiva Germania, vi ricordate, quelli che pensano solo ai loro interessi, Confindustria, i padroni, secondo una vecchia tipologia di linguaggio caro ai sindacati, hanno chiesto al primo ministro Angela Merkel di appoggiare i Corona Bond. E sapete perché? Perché hanno detto che loro senza le nostre aziende non possono costruire le macchine. E torniamo al concetto di filiera. Noi per fortuna siamo all'interno di una filiera talmente complessa ed articolata, ma siamo fonte essenziale, per cui i tedeschi non possono fare le macchine senza la nostra componentistica. Certo. Ed allora probabilmente è la politica che è 2 passi indietro rispetto all'economia reale. Quindi il problema non è tanto economico quanto politico.
Assolutamente d'accordo. Senta Pontelli, le faccio una domanda poi semplice che la gente vuole capire da casa. Allora, dicono in Germania ti danno 14.000 euro, 15.000 euro, vanno direttamente all'azienda, non passano attraverso le banche. Le faccio due domande. In Germania vengono restituiti questi soldi e anche in Francia oppure vanno all'azienda a fondo perduto? Qui in Italia gli stessi soldi l'imprenditore dovrà restituirlo a lungo termine, cioè la differenza fra Italia e Francia e Germania, dove mi dicono che in Francia ti danno i soldi e te li regalano, in Germania pure, qui invece noi no. È proprio così? Vogliamo raccontarla una volta per sempre com'è la situazione o c'è qualcosa di diverso? Allora, le differenze sono essenzialmente due, soprattutto relativamente alle dimensioni. La Germania mette in campo 1.350 miliardi di garanzie attraverso la propria Cassa Depositi e Prestiti tedesca e 150 miliardi cash da dare alle aziende. Questo perché lo fa? Perché la Germania in questi anni ha ridotto il debito. La Germania negli anni in cui l'economia internazionale andava abbastanza bene cresceva 3 volte noi, 3 volte, il triplo di noi, e ha portato, invece di regalare 80 euro o del reddito di cittadinanza o quota 100 ai tedeschi, ha portato debito pubblico al 60% del PIL. Ora può allargare le tasche. È caduta, eccola lì. Sì, ho visto. Può allargare i cordoni della spesa perché ha risparmiato prima. Quindi noi non possiamo, le spiego per semplificare Pontelli, noi non possiamo dire alle imprese italiane tenetevi i soldi perché abbiamo un debito pubblico elevatissimo. Possiamo dire che questo è il motivo, giusto? Quindi noi siamo uno Stato... Assolutamente. Ecco, e senta, e in Francia è la stessa cosa? In Francia hanno un debito all'89-90%, forse arriveranno al 100%. Sai qual è il nostro adesso? 135%. In prospettiva arriveremo al 150-180%. Quindi mi viene a dire che lo Stato ci dà i soldi e dà i soldi alle imprese, poi a settembre, a novembre o a dicembre farà una piccola manovrina, aumenterà il gas, la luce, la benzina, le autostrade e tant'altro? No, non penso farà così, lo Stato semplicemente ha quello che dicono i cattivi, sta finanziando la propria spesa fiscale. Cioè finanzia le imprese perché possono pagare le tasse. E quindi paghiamo sempre noi, insomma. Ma questo è evidente, questo mi sembra evidente. In un modo o nell'altro. Dobbiamo renderci conto che in Italia noi non abbiamo soldi. Non abbiamo risparmiato nulla. Abbiamo portati all'estero. Pensate che a febbraio abbiamo avuto un calo dell'occupazione di 5.000 unità. Noi eravamo già fermi prima del coronavirus, eravamo già assolutamente in una crisi economica devastante con un aumento del PIL dello 0,2 e della pressione fiscale dello 0,5. Tanto è vero che le entrate fiscali fino a febbraio di quest'anno sono aumentate. Ma se noi continuiamo a pagare tasse per non avere nessun tipo di servizio e nessun tipo di vantaggio per i lavoratori e per le imprese, ma vanno sempre in spesa corrente, noi troviamo sempre nella solita situazione. Certo. Perché ci vuole Draghi adesso? Draghi ci vuole perché è l'unica persona in Italia che possa garantire il debito funzionale. Il debito funzionale ci è vuole quel la debito persona, che viene chiesto è stato chiaro. per essere utilizzato. Ecco, però voglio ricordare alla Germania, alla Francia e chi comanda in Europa che noi non siamo la Grecia. La Grecia potevano fare quello che volevano, noi Italia siamo anche un bel popolo e possiamo far saltare il banco. Ma per fortuna, guardate, il fatto che l'Olanda e l'Austria per esempio si oppongono ai Corona Bond, il loro PIL non è neanche quello della nostra Lombardia, quindi evidentemente le grandezze sono sicuramente diverse. Però noi facciamo parte di un'unione, che piaccia o non piaccia, o ne vieni fuori, è una decisione, o ne stai dentro. Ne stai dentro, devi essere politicamente forte, e noi non lo siamo da 20 anni, perché noi in Europa mandiamo gli scartini dei parlamentari italiani, l'unico livello è stato Draghi ed è stata una grandissima vittoria dell'allora Presidente Berlusconi, non perché sia berlusconiano, ma è stata l'unica persona italiana che abbia un rango internazionale riconosciuto da tutti. Tutti Perfetto. Gli altri, da gentiloni applicati, sono degli scartini. Pontelli è stato chiaro, dunque sono sempre gli uomini poi che fanno il futuro. Grazie Pontelli, buonanotte, grazie della disponibilità anche a lei. Buonanotte, grazie a voi. Grazie, sono sempre gli uomini poi, Andrea, dottoressa, che fanno la differenza. L'uomo
se dà fiducia, dà garanzie all'Europa, se c'è l'uomo giusto, Andrea Pennacchi, mi arrabbio anch'io, ce lo daranno, no? Ce lo daranno. Ma allora, ma perché mettono gli uomini sbagliati? Fanno apposta. Cioè, ti faccio una domanda a Brusegan, se lei è rapido nella risposta. Ma i più bravi vengono tagliati fuori, cioè se tu sei bravo sei troppo pericoloso, quindi ti... No, il discorso è valido, però bisogna stare attenti al discorso dell'uomo della provvidenza, perché ne abbiamo già avuti in passati uomini della provvidenza, quindi bisogna stare attenti. Io credo che sia complessa la cosa, perché mi viene una domanda, ma perché il virus è più in Lombardia, in Veneto, nel nord industrializzato e ricco rispetto al sud povero? Non c'entra anche un sistema di vita che è da virus? Cioè, dovremmo cominciare. Allora, il problema, e lo trasporto, è di una coralità di competenze e di responsabilità che è venuta meno. Perché se gli industriali, se le persone mi chiedono questi prestiti, però io che ho pagato sempre le tasse ho dei problemini a dire, signori, guardiamoci bene in faccia. Così. Però sempre l'uomo, Pennacchi, poi il collegamento con Amsterdam, poi chiudiamo. L'uomo è importantissimo, però se posso mutuare una cosa che non sarebbe un campo mio, però Mosè, no? Che ha portato fuori dal Mar Rosso, però dopo è rimasto un'intera generazione nel deserto a girare e lui la terra promessa non l'ha vista. Cioè, attenzione alle metafore che usiamo. L'uomo forte non ti porta in grande direzione, deve essere una cosa collegiale, collettiva. Non solo, ma sono rimasti però l'uomo forte, se facciamo vedere anche questo, però la Merkel è una donna forte. Sì. Ma sono i tedeschi che sono anche seri. Sì. Beh, lì però è circondata da persone serie, forti, tanto è vero che le industrie, come ha detto appena adesso l'economista, la loro stessa Confindustria dice no, aspetta, lavoriamo assieme perché l'Italia ci serve, perché siamo parte di un'unità, se lo dicono quelli di Confindustria. Arca miseria. I 40 anni nel deserto che il popolo ha attraversato dopo il Mar Rosso, sperando subito la terra promessa, sono stati una strada più lunga di quello che avrebbero potuto fare, perché dovevano servire a educare un popolo di schiavi e diventare un popolo di coscienti, di responsabili, perché la libertà non è licenza, non è anarchia, non è delega all'altro, ma è corresponsabilità. Certo, abbiamo collegato Andrea Benedetti da Amsterdam. Voi sapete che ogni puntata noi ci colleghiamo con tutti i paesi del mondo, abbiamo fatto l'America, abbiamo fatto ovviamente l'Inghilterra, abbiamo fatto la Spagna, la Francia, abbiamo fatto quasi tutte le nazioni del mondo, l'Australia, e oggi abbiamo Andrea Benedetti da Amsterdam. Buonasera Benedetti, buonasera, grazie della sua disponibilità e soprattutto dell'orario. Com'è la situazione lì ad Amsterdam? La situazione che personalmente sto vivendo la vedo ovviamente molto diversa da quella italiana, è molto un soft lockdown, quindi tu puoi ancora andare in giro, poca gente, meno gente del solito sì, ma comunque tanta gente ancora nei parchi, tanta gente ancora sulle spiagge, adesso che è uscito anche il bel tempo e tutto ha solo che peggiorato, però da un altro punto di vista devo dire che anche andando in giro quelle poche volte che devo uscire a fare la spesa o cosa, vedo veramente persone che per la strada si fermano, parlano a 1,5 metri di distanza, rispettano. Quindi da questo punto di vista è anche un popolo che Andrea, mi sembra che stia rispettando molto. Ecco Andrea, le scuole sono chiuse, i supermercati, le aziende, le attività? Allora, bar, ristoranti chiusi, scuole chiuse fino al 28 aprile per ora. E personalmente la mia università rimarrà chiusa fino al 1° giugno, se non mandano altre direttive in questi giorni, come penso accadrà, quindi può cambiare tutto da un giorno all'altro, però in teoria fino al 1° giugno noi non iniziamo, quindi dovremo continuare con queste lezioni online. Ecco, l'Olanda è stata colpita in maniera importante di infettati oppure è ancora a numeri molto bassi e quindi controllabile? Guardi, ho preso i dati dal RIVM, che è l'Istituto Nazionale per la Salute Pubblica e l'Ambiente, aggiornati 4 giorni fa, e persone positive erano 21.000, ovviamente rapportate col numero di popolazione molto più basso anche di quello dell'Italia,
e morti circa sui 2300, quindi numeri ancora che Sì, ma insomma, spingono il Premier, sì. No, mi viene da Non ridere, sono lo so, ancora così perché quando gravi, ma parlano comunque lui 2300 continua questa idea morti, di... sono pochi, ma a me sembrano un'eternità, già Sì, 10, penso essere 2003. esatto. Senta, lei vive proprio in centro ad Amsterdam, tu vivi in centro? Io vivo in un'isola, 10 minuti circa dalla stazione centrale in tram, quindi sì, è abbastanza... Ecco, lì ovviamente abbastanza il centro vicino. di Amsterdam è un centro molto frequentato, tra le viuzze, i canali molto stretti, ovviamente c'è stata la festa del re, credo pochi giorni fa, giusto, non vorrei sbagliare. Ecco, Sarebbe dovuta la settimana prossima, però è tutto annullato, infatti anche questa ecco, le cosa chiedevo qua proprio se era venuta, deve venire la settimana prossima alla festa del re, che allora sapete lì ad Amsterdam si festa vestono più- tutti di arancione nei fiumi, vedete, bevono birra poi, tra l'altro lì nelle barche Sì. durante la festa del re bevono altro che birra e la maggior parte dei ragazzi giovani, ecco, e quindi hanno tolto anche la festa del re e il centro è trafficato, c'è molta gente che passa, perché lì il contatto è molto facile che sia vicino, Guardi, personalmente non sono mai andato in centro da quando è iniziato tutto, quindi non saprei dirle, però vedo anche video, cose che è molto vuota come città, ovviamente c'è gente, ma sembra che comunque stiano rispettando molto di più appunto rispetto a 2 settimane fa i decreti e tutto. Grazie Quindi Andrea. sembra un... Grazie Grazie Andrea, a voi. grazie, buona permanenza. Grazie. Scusa, quanto rimani in Olanda? Io sarei dovuto tornare in Italia, però poi ho pensato magari non mi fanno più tornare qua, quindi io penso fino... Io ho altri 2 anni da studiare. Ma quanti Quindi quanti anni sei in Olanda? Sono arrivato qua ad agosto dell'anno scorso, sono ancora il primo anno, ho iniziato Quindi è un anno, quest'anno. quindi la conosci bene, vabbè che è anche facile, Amsterdam non è, Abbastanza, sì. non è molto grande da girare. Grazie Andrea, grazie. Grazie a voi, buona serata. Va bene, siamo arrivati in conclusione anche di questa puntata, lunga, interminabile, speriamo di aver dato anche ai nostri telespettatori un po' di speranze in più, anche se le speranze bisogna controllarle, centellinarle, perché ovviamente come abbiamo messo il titolo non bisogna abbassare la guardia, perché il virus è lì, dottoressa, è lì vigliaccamente che ci può colpire ancora, o no? Ah, vigliaccamente, credo che le cautele e il non abbassare le difese, questo termine vigliaccamente no, cioè è una malattia, va affrontata secondo la dinamica della malattia. Vigliaccamente me lo permette, insomma, viene... Sì, vigliaccamente perché è subdolo, perché ci ha messo davanti a una realtà drammatica. Cioè, purtroppo le malattie sono sempre esistite, non so, l'Ebola, qualcuno di noi si è allarmato quando c'è stato Ebola. Ebola è stato una catastrofe dal punto di vista sanitario, cioè la gente moriva malissimo, faceva emorragia, cioè in brevissimo tempo, però era lontana, ma è stata una tragedia in termini di contagiosità e di gravità. Certo che dobbiamo stare attenti, io sono d'accordo con la professoressa Viola. Che ci aveva sulle terapie, cioè dobbiamo essere prudenti, non mollare adesso è proprio il momento di non abbassare la mollare. guardia. Perfetto. Volevo ricordarvi tra l'altro che a One proprio oggi hanno riaperto un attimino quasi tutte le attività con le dovute precauzioni e pensate che questa chiusura è durata 3 mesi. Quindi tanto per ricordarvelo, dunque a One 3 mesi e proprio oggi hanno iniziato a riprendere una vita quasi normale, anche se lì la vita normale è un po' più meno libera della nostra. Grazie Monsignor Giovanni Brusegan, è sempre un piacere averlo ospite, grazie anche alla dottoressa Stefania Cestaro, grazie davvero, e grazie anche ad Andrea Pennacchi. Grazie davvero di essere intervenuti in una trasmissione ovviamente che parlava purtroppo di questo vigliacco. Brutto virus. Dai. Saluto Elisabetta Corazzi in redazione. Saluto te Giorgio, saluto i nostri ospiti che ringrazio e ringrazio anche i telespettatori che ci hanno seguito da casa. Scusami la battuta te la faccio perché così chiudiamo scherzosamente visto che Pasqua. Hai trovato niente per l'Inter nelle prossime... No, l'Inter non è proprio contemplato. Non è come mi spiace. Perché qua siete anti-interisti. Mi spiace, non è contemplato. Non lo Saluto Dennis che è interista. Ecco, Dennis è interista sfegatato, le garantisco che lui per l'Inter non dorme nemmeno la notte. Lo saluto, è vero o no Dennis?
Sì, infatti devo dire che questo periodo lo vivo in maniera molto rilassata, quindi abbiamo trovato un lato positivo del coronavirus, ci rilascia un po' più rilassati dal punto di vista calcistico. Perfetto. Grazie, buonanotte anche da parte mia. Grazie a Dennis, grazie regia, Marco e Claudio, e buona Pasqua, mi raccomando, noi ci vedremo lunedì di Pasquetta perché ci saremo anche lunedì in rigorosa diretta. Passate una bella Pasqua, dalle parole che ha detto Monsignor Brusegan, parole importanti, e che sia una Pasqua, nonostante non possiamo e non potete frequentare le chiese, una Pasqua felice e che ci dia qualche speranza in più. Buonanotte. Grazie. Questo programma è stato offerto da Dispar, Eurospar, Interspar. Da 60 anni. Il valore della scelta.